La nostra impressione è che il laboratorio tagliamento sia un tavolo tecnico di facciata e che non ci sia la reale volontà di prendere in considerazione tutte le proposte alternative alle case di espansione per la messa in sicurezza di Latisana. Così i rappresentanti di WWF e Assieme per il Tagliamento, che riferiscono anche di non aver potuto assistere alla seduta odierna del laboratorio poiché l'assessore regionale all'ambiente De Anna avrebbe negato loro l'autorizzazione facendoli poi allontanare il servizio. WWF del Friuli Venezia Giulia e Assieme per il Tagliamento temono che il tavolo tecnico costituito dalla Regione per valutare soluzioni alternative alle case di espansione sul tagliamento per la messa in sicurezza di Latisana non lavori all'insegna della trasparenza come era negli iniziali propositi. Un dubbio sorto dopo il tentativo da parte delle associazioni di assistere alla seduta del laboratorio tagliamento convocato questa mattina nella sede della Regione a Udine. Abbiamo chiesto di poter assistere in qualità di uditori e mi hanno consigliato di chiedere appunto al presidente di commissione, che è l'assessore De Anna. L'assessore ci ha risposto che all'interno di questa commissione noi abbiamo già dei tecnici nominati e quindi non era necessario che noi fossimo presenti. Ho giustificato questa nostra richiesta dicendo: guardi assessore, che il tecnico da noi nominato, l'ingegner Pascoli, è stato escluso da questo tavolo. Come è andata a finire con l'assessore De Anna? C'è stata un'aggressione verbale nei miei confronti, tanto è vero che nel momento in cui ho cercato di giustificarmi l'assessore ha chiamato la security dicendo: allontanatemi queste persone, non mi nomina il tecnico, non mi lascia assistere alle audizioni, non vengo a sapere cosa succede all'interno di questo laboratorio. Il dubbio è che questo sia un finto tavolo, che sin dall'inizio si sia già deciso cosa fare. Da quanto vi risulta, quali sono effettivamente le alternative alle casse di espansione prese in considerazione da questo tavolo tecnico? Una sola, quindi la costruzione di una diga fra Dignano e Spilimbergo, che sarebbe praticamente una trasposizione di quella che c'era a Pinzano verso valle. Nella realtà questa non è l'unica soluzione possibile, oltre alla soluzione dell'ingegner Pascoli, cioè costruire delle parancolate lungo l'alveo per fare in modo che la piena si disperda su più alveo possibile e quindi rallentare. La seconda possibilità, quella che propone e sollecita il WWF in base agli studi del professor Todini e della Delphi Hydraulics, è di intervenire esclusivamente a valle di Latisana, dove con l'intervento sull'alveo del Cavrato, cioè un alveo naturale del tagliamento in grossa parte bonificato, ecco, si riuscirebbe ad eliminare la portata a valle che costruisce un ostacolo allo scorrimento dell'acqua latisana. Due soluzioni, quella dell'ingegner Pascoli e del professor Todini, fanno sapere le associazioni, complementari. L'audizione di oggi ci serviva per vedere cosa vogliono fare dei nostri soldi, che paghiamo le tasse, e cosa vogliono fare del nostro territorio a cui siamo tanto affezionati.